watching Cisco pin a pat. Said, I can do that. I can do that. One morning Sis won't go to dance class. I grabbed her shoes and tights and that I can do. Buon pomeriggio a chi ci guarda pomeriggio, buonasera a chi ci guarda sera, buonanotte a chi ci guarda notte. Amici, benvenuti a un'altra puntata di Per la strada in teatro. Anche oggi andremo a scoprire un personaggio nuovo del panorama sardo e poi ovviamente ne colgo l'occasione per ringraziare tutte le persone che ci guardano. Pensate che abbiamo quasi toccato i 15.000 fan, pensate che meraviglia, siamo felicissimi. Ovviamente se voi andate nella pagina ne troverete 9.300, poi ce ne sono 5.000 nell'altra pagina personale, insomma è un flusso di bellissime persone ogni giorno che aumenta sempre di più, quindi grazie infinite. Andiamo subito a conoscere oggi la persona che è venuta a trovarci. Buongiorno. Buongiorno. Un ragazzino, un giovincello, un ragazzo. Intanto come ti chiami? Mi chiamo Edoardo Viola. Oh, Edoardo Viola. Edoardo è il nome sicuramente, sì, perché sennò Viola. Sì, esatto. Senti Edoardo, ma quanti anni fa sei nato? Nel 1984, dunque 27 anni fa. 27 anni, pitticcheddo. Senti, sei nato dove? Sono nato a Cagliari. Vivi a Cagliari, da famiglia Cagliari? Vivo qua a Quartu, vicino... Nato a Cagliari, però vivi a Quartu. Sì. Senti, famiglia numerosa, famiglia piccola? Sono l'unico figlio... Figlio unico pure tu, dammi la mano, bravo. La migliore soluzione? La migliore soluzione? Sì, per tutti, no vabbè. Non è che mi fai come nel film... quel film francese che non riesco a pronunciare il nome adesso in questo momento, dove i genitori non riescono a sbattere fuori di casa il figlio. No, avete visto quel film? Adesso mi viene in mente il nome, comunque è un film troppo divertente. No, non è quella la situazione, no. Perlomeno non me l'hanno mai detto. Ecco, non si sa. Ecco, non si sa. Tu studi? Studio e lavoro, ovviamente anche nel mondo, diciamo, della musica, quando capita del teatro, però ovviamente sempre a livello amatoriale per quanto riguarda il teatro. Sono un cantante, chitarrista che ha iniziato a coltivare questa passione da piccolo, poi ovviamente pian piano, come tutte le cose, prima inizia come un gioco e poi diventa come, speriamo, una professione per poter fare il grande salto, diciamo. Ma sei un cantautore, sei un cantato, cioè scrivi testi? Mediamente sono un interprete, però faccio anche dei lavori miei, dunque faccio delle mie, insomma, composizioni. Questo è il tuo lavoro o fai anche altro? Questo spero che sia solo il mio unico lavoro. No, poi momentaneamente certo, fai anche? Sono anche responsabile in un'azienda di prodotti biotecnologici. Dunque, sì. Ti hai assunto, sì? Sì, a tempo pieno? A tempo pieno. Ha fatto diventare famoso, si libera un posto nell'altra azienda, giusto? Esatto, poi ovviamente ognuno può coltivare anche le sue passioni. Ognuno coltiva le proprie passioni. Senti, ma riesci a lavorare diciamo, in questa azienda e poi contemporaneamente anche a seguire questo percorso che ti auguri poi diventi il tuo reale lavoro? Certo, attualmente sì, cioè nel senso spero che possa continuare questa situazione per tanto tempo. La cosa importante è volerlo realmente, poi qualunque cosa si può fare. Cioè. Sì, ma tu che hai 27 anni, come la vedi come vedi questo momento che sta affrontando l'Europa, il mondo in generale? Direi una frase che è stata detta in un film, C'è Rossa Grisi, però l'importante è rimboccarsi le maniche e cercare di andare avanti. Inutile sia avere i governi, non sono mai stati realmente, comunque magari delle cose per forza cittadino, cioè comunque ognuno ha i suoi interessi purtroppo. L'importante è riuscire ad andare avanti e costruirsi il proprio futuro e cercare di coltivare le proprie passioni, poi il resto verrà. Inutile. Ecco, questo è il tuo pensiero, sì, invece chiaro. Il pensiero dei tuoi coetanei più o meno si rispecchiano anche nel tuo? Purtroppo alcuni sì, altri no. È facile pensare che le cose arrivino così dal cielo, però l'importante è se uno studia, si applica, certo non è facile, però l'importante è crederci, se uno ci crede realmente
può ottenere tutto, e molti purtroppo non lo pensano. Senti, ma figlio unico, dai, diciamoci la verità che è una bella magia, eh? Eh sì, per certi versi sì. Per certi versi. Poi vabbè, sono una persona abbastanza socievole, non ho mai avuto problemi a conoscere anche persone al di fuori della famiglia, però Cugini, nini. tanti, almeno una quindicina. Senti, ma il tuo papà e la tua mamma che lavori svolgono? Mia madre è un insegnante di scuola materna, mio padre anche lui è responsabile in un'altra azienda e poi lavora nel campo delle servizi nazionali stradali. Quindi diciamo comunque hai fatto un'infanzia serena. Sì, vabbè, sì, assolutamente sì, devo solo ringraziarli di tutto. Quindi un'infanzia serena e che ti ha permesso poi di a coltivare un po' più facilmente il tuo sogno. Certo, vabbè, ovviamente anche nei momenti in cui magari le cose non andavano tantissimissimo bene, come succede in tutte le famiglie, si è cercato ovviamente di poter comunque per tutti coltivare le proprie passioni, cioè la mia del canto, poi magari quella di mia madre anche nel fare lavori diciamo, lei gli piace molto fare le cose sempre artistiche, quadretti. Quindi c'è qualche cosa d'arte in famiglia? Assolutamente. Da parte di mamma? Sì, da parte di mio padre anche, però non proprio lui è una persona molto più, diciamo, come si direbbe, mai produttiva, nel senso che è una persona molto pacata, cura molto il fatto dell'esposizione con le persone, comunque il lavoro molto più fatto bene, diciamo bello. Come il tuo genere, come lo possiamo definire il tuo genere musicale? Dipende dalla mia anima, perché c'ho un'anima chitarristica che tendenzialmente ama il blues, è quello che comunque è il derivato americano di quegli anni lì. Mentre invece come cantante mi ritrovo magari più a mio agio con delle canzoni più pop o comunque rock, diciamo molto più leggero. Magari anche, mi piace anche molto cantare in sardo, poi alla fine mi piace sperimentare molto, dunque mi piace cantare anche hard rock. Poi diremo perché questo ragazzino qua cioè, ha già fatto delle manifestazioni importanti, però quelle le scopriamo dopo, con calma scopriamo subito gli altarini, le carte, che se dove è finita la puntata che facciamo? Mettiamo Roberta alla batteria, tu con la chitarra e io canto. Per me va bene, Non c'è problema. problema, se canto io? Sì. Non sei geloso? No. Senti, sei fidanzato? Sei sposato? Hai figli? No, attualmente no, sono single. Separato? No, separato no. No, ho avuto una ragazza da tanti anni, adesso ci siamo lasciati da qualche mese. Questo mi dispiace. Senti, ritieni che sia difficile avere una fidanzata che segua poi l'artista? No, vabbè, dipende molto dalla persona. Parliamo di questa persona qua, no, parliamo in generale. Però effettivamente un periodo ho fatto parte di una compagnia teatrale, facevamo il musical di Rocky Horror Picture Show. E io facevo la parte di Rocky, che è praticamente un personaggio dove è mezzo nudo, con tutto dorato, vabbè. E in una scena dovevo far finta di fare l'amore con questa ragazza. E effettivamente se lei in quel momento è riuscita a passare questo, dunque ti posso dire che dipende molto dalla persona. Però non è facilissimo. Non è facilissimo. Ma la scena, aspetta un La attimo. scena, no vabbè, certo non c'era nudità, stavano- No, però vabbè, ovviamente c'era. Può dare fastidio, cioè, Abbastanza. cioè uno o ha fiducia o Esatto, è molto esatto. complicato. È molto complicato, vale sia per l'uomo che per la donna. Certo, no, senza dubbio. Assolutamente. Senti, un'altra cosa, poi fra pochissimo ti sentiamo cantare, perché dopo la pubblicità ascolteremo il tuo primo brano. E volevo sapere una cosa, dunque, attualmente mi hai detto che hai fatto già dei concorsi, Fate concorsi a livello nazionale e anche di caratura internazionale con 3-4 manifestazioni. e alcuni di quei brani che poi ascolteremo hanno partecipato. Sì. Il primo brano, che è quello diciamo che ho composto io, con degli arrangiamenti curati da me, da un mio amico musicista, l'ho presentato appunto al premio Mia Martini, premio internazionale nel 2008. Com'è andata? È andata e purtroppo sono arrivato solo in semifinale. Non hai detto niente, ma stai scherzando? Oh, complimenti. No, grazie. E quanti c'erano iscritti? Mi dici che eravate in No, due? eravamo in tanti e in semifinale siamo arrivati in sessantina in tutta Italia. Quindi va Diciamo, bene. sì, no, sono contentissimo, tra l'altro ho trovato anche persone splendide. Ovvio che come tutte le gare cioè bisogna anche saper accettare quando magari c'è qualcuno che ha prodotto un pezzo migliore, oppure magari Sei parsimonioso oppure ti spendi tutto in attrezzi musicali? diciamo che in alcuni periodi sono molto parsimonioso, in altri periodi proprio
è una passione, dunque purtroppo poi la passione musicale è una passione che ha anche dei costi di comprare attrezzature, insomma, però... Sì, ma a casa ti fanno suonare? Sì, sì. Ma che fai, ti sei imbottito alla stanza? No, sono i vicini più che altro che magari ogni tanto... Ah, giusto, ha ragione. Giusto, no vabbè, basta farlo in orari, insomma, non troppo... Che fai, suoni la chitarra? Sì, suono la chitarra. Verso che ora? Ma verso... dipende, vai, 5... Del pomeriggio? 8 magari quando capita. Quando Ah, 17:20, sì, non no, c'è no. nessuno, stanno tutti al lavoro. Esatto. Ormai in casa non è rimasto più nessuno, ci fermiamo un istante, c'è la pubblicità. Tutti fuori casa stiamo. I can do that. Eccoci qua, siamo rientrati, siamo in compagnia di Edoardo Viola, che ha 27 anni, è un musicista, cantante, O perlomeno ci provo. almeno si prova, giustamente, fa 2 lavori, uno... Quello, diciamo, il responsabile. responsabile. No, vabbè, diciamo che magazziniere, curo i servizi di assistenza tecnica di questa società. quindi fa un meccanico. No, vabbè, diciamo che sono componenti medicali, elettromedicali, dunque... Quindi infermeristica. Esatto, grosso modo Ah. sì. No. Perché a volte c'è quelli che dicono che fanno gli spazzini, se non si Però capisce. dicono operatore No, che è giusto operatore ecologico, per carità di Dio, però uno dice che fai? E poi non si capisce bene il lavoro, quindi adesso l'abbiamo definito. Diciamo che sono più che altro componentistiche elettroniche. Tu metti a posto delle Le parti elettroniche di questi componenti. medicali. Esatto, Oh, tecnico. esatto. Oh, Diciamo. sei un tecnico. A posto. Beh, alla fine siamo arrivati, non si capisce. Sei diplomato? Sì, sono diplomato In? in elettronica e telecomunicazioni. Tutto torno, perfetto. Adesso attualmente stai andando a fare dei corsi musicali? Attualmente no, però ho fatto le iscrizioni per poter riessere ammesso al Conservatorio di Cagliari. Figlio unico abbiamo detto, una famiglia serena, un'infanzia tranquilla, quindi viva mamma e papà, Esatto, soprattutto. soprattutto. E poi abbiamo anche, ci stavi accennando che hai partecipato a dei concorsi molto Sì. importanti. Ho partecipato nel 2008 al premio di Castrocaro, anche lì sono arrivato alle semifinali, alle fasi semifinale, poi nel 2009 il premio Martini, ogni tanto mi confondo con le date, lì il premio internazionale sono arrivato anche lì in semifinale, diciamo nella fase quasi conclusiva e ho presentato appunto la canzone che poi ascolteremo. Poi ho fatto il Tour Music Fest sempre nel 2009, che anche quello è un premio internazionale. Lì mi sono qualificato, mi sembra, ora non so di preciso com'era la fase, però Tu sei proprio bacato. è abbastanza, vabbè, però Bacato, bravo. quando posso. Non è che tu fai film, fai bacato e poi dopo sei un mezzo bazzariotto, come si dice a Napoli, di quelli che poi... Vabbè, diciamo che quando sono con amici non rimango sempre così. Dico, ma tu a che ora torni a casa più o meno? Dipende dalla giornata lavorativa passata e quella futura, però mediamente magari l'una e mezza. Riesci ad alzarti la mattina? Però non ti alzi tu. magari fra 10 anni non lo so, Fra 10 anni comincia a diventare pesante. un po' più stanco. Sì. Senti, credi nella possibilità che un artista, senza andare a queste grandi trasmissioni come quella di Maria De Filippi, X Factor e quant'altro, eccetera, possa aver successo semplicemente perché ha una bella voce? Beh, lo spero, cioè, in realtà per come la penso io deve essere così, perché alla fine fare delle trasmissioni è giusto farle, perché comunque c'è un pubblico molto vasto che le ascolta e dunque è normale che ci siano, però sarebbe più giusto in alcuni casi magari che non soltanto l'apparizione televisiva poi dia la possibilità di diventare, magari di poter avere un'occasione, perché poi... Per esempio, tu ci andresti in fila 10 ore a X Factor? No, sinceramente no. Ma perché no? Perché non è costruttivo e produttivo a livello musicale per me, dunque perché farlo? Cioè, per riuscire magari ad avere un'occasione che comunque, cioè, alla fine non figura come una reale crescimento della propria conoscenza, delle proprie competenze, ma semplicemente perché magari in quel momento è stata la fortuna oppure magari anche la bravura stessa, non è che cioè alla fine magari la trasmissione in sé si prende ovviamente il merito di aver coltivato una persona quando magari poi quella persona si era già fatto il proprio background prima. Poi è difficile potersi togliere determinate etichette. Com'è il rapporto fra cantanti in Sardegna, fra colleghi? Beh, dipende, come tutte le cose, ci sono quelli con cui si ha un bellissimo rapporto, quelli che magari hanno tendenzialmente paura e dunque sono un po' più restii ad avere rapporti cioè si ha un pochettino a certi casi gelosie, ma penso che sia normale.
Dovuta a che cosa? Al fatto che uno possa rubare un brano, un'idea? Ah sì, anche per quello, ma anche magari a volte anche può essere a livello lavorativo, perché comunque non è che, cioè, le occasioni per suonare sono sempre comunque limitate e dunque magari ci sono tantissimi... Poco il mercato. Esatto, e dunque magari riesce un po' più difficile essere così, diciamo, espansivi, magari un po' più gelosi. Senti, l'originalità nel cantare è anche l'originalità della voce? Perché a volte, sai, le voci somigliano ad altri cantanti, si avvicinano ad altri cantanti. Beh, l'originalità è innanzitutto essere se stessi, cioè non Se stesso, se poi Poi- se somiglia a qualcuno mica è colpa mia. Esatto, però tendenzialmente se uno è realmente se stesso le timbriche vocali sono tutte sempre diverse. È che magari in alcuni casi un artista tende a, siccome pensa di avere la voce simile a un altro artista famoso, a cercare di impostare anche le emissioni simili a quell'artista per fare in modo che poi sia un clone. Cosa ne pensi dei tuoi coetanei che migrano dalla Sardegna? Che purtroppo per certi versi fanno bene. Purtroppo, perché la Sardegna è un posto bellissimo, cioè un paradiso, però ovviamente è limitata la possibilità che si può avere, dunque è un rischio, però è un rischio che se uno insomma vale è giusto che corra. Che sensazione ti fa parlare ai nostri microfoni e sapere che magari in questo momento ci stanno guardando anche da Londra, Beh, è una bella sensazione, insomma. È strano perché poi uno non ci Sì, pensa vabbè, mai. effettivamente magari il pubblico qua è limitato, poi... Noi siamo solo noi. Esatto. Invece magari che so, in una casa londinese, allora visto che magari c'è qualcuno in una casa londinese che ci sta guardando, oltre a sentire le nostre chiacchiere adesso facciamo cantare, va bene? Che canzone ci canti? Si intitola La troverò ed è il brano che appunto ho portato al premio internazionale Mia Martini. Ok, Edoardo Viola. Pensieroso, stanotte sarò con la mente, io vagherò, un'immagine compare e riappare e rimango solo a sperare. Ed improvviso una fiamma si accende, nella stanza tutto risplende. Non riesco più a sostenere, c'è l'inferno nelle mie vene. Un amore io devo trovare, o la vita dovrò rinnegare. La troverò nel mondo mio, qualcuno amerò. In questo inferno io pur vivrò. Se l'amore di qualcuno sentirò. Lei mi appare, è la donna con cui voglio stare.
can do that. Eccoci qua in compagnia di Edoardo Viola, complimenti, bella voce. Grazie, gentilissimo. No, veramente, a parte che io sono molto pignolo per quanto riguarda l'atteggiamento che si ha sul palco, no? Vuol dire che tu hai un atteggiamento che è un corpo statico e quasi immobile, però il volto, anche la voce che mi piace questa cosa, cioè, perché sennò sei uno sempre troppo statico, sai, muoviti un po' sui ma lui ha scelto, quello, si pianta con i piedi così, boom, tu quando porti i piedi? Un bel 45, due barche, no? Si piazzate con questi piedi così, e chi ti sposta più dal palco? Sì, vabbè, dipende molto dal genere, io mi lascio trascinare in base alla sensazione musicale, cioè quando magari io sono anche chitarrista, quando magari faccio degli assoli, magari in pezzi più blues, ok, mi lascio trasportare, mi muovo molto di più, e magari anche quando canto sono un po' più, però in queste canzoni... Senti, tu hai la tua cameretta con Don't Disturb? No, Don't Not Disturb no, però ci siamo quasi, diciamo che ho quasi un mezzo studio di registrazione dentro la camera mia. Ti stai cominciando a barricare. Sì, praticamente fra un po' esplode, cioè la roba che mi manda via di camera. La finisci fuori al balcone a cantare. Senti, quali sono i tuoi progetti futuri? Domanda interessantissima. Beh, non ho mai sentito una domanda del genere. No, mai fatta proprio. Ovviamente cercare un attimino di fare in modo che questa mia passione, che cerco di fare in modo più professionale possibile, possa diventare realmente un lavoro stabile, e poi ovviamente insomma tutto ciò che mi darà il futuro voglio cercare di coglierlo. Questa è la cosa principale, la mia vita vive su questo, cioè non prendersi progetti che non siano sicuramente delle cose veramente sentite dal cuore, e poi tutto il resto che viene nel futuro cercare di coglierlo e sfruttarlo. Sei credente? No. Cioè, sin da piccolo oppure dalla famiglia? No, vabbè, in famiglia diciamo che ognuno non siamo mai andati a indagare realmente spiritualmente quello che ognuno, per una questione di correttezza, perché uno può essere credente, l'altro no, magari si discute di determinate cose, però nel profondo è un qualcosa singolare di tutti, dunque non c'è mai stata nessuna imposizione di dire credi, non credi. Non sono credente soltanto per il fatto che ora come ora, cioè per la situazione in cui sono, in cui ho avuto la mia crescita, presumo che siamo soli, cioè siamo degli uomini, che siamo comunque delle cose nate dalla natura, dall'universo, e non necessariamente da un Dio, tutto qua. Quindi pensi che una volta finito è finito tutto, basta? Purtroppo sì, cioè è un peccato, cioè pensarla così è un dispiacere enorme, perché alla fine ogni persona ha avuto le sue esperienze, è un libro che ogni giorno si scrive, e poi pensare che quel libro si chiuda è difficilmente, a meno che cioè soltanto per poche persone si ha la possibilità poi di leggere quel libro, è un peccato enorme, però avere la speranza che ci sia qualcosa dopo, cioè meglio vivere ora e cercare di scrivere questo libro. Poi dico anche quello che spera. No, beh, ci mancherebbe. Della vita, no, certo. Però ovviamente insomma uno che crede fermamente anche del fatto che comunque dopo non si chiuda tutto, dunque alla fine questo è soltanto un momento, che poi ce ne sarà un altro. Tu credi nella figura di Cristo però? Beh, credo che possa essere esistito un uomo che comunque abbia avuto delle intuizioni in quel momento veramente geniali, al di fuori del comune, e ovviamente è come se arrivasse ora una persona, che ne so, un Leonardo da Vinci del XXI secolo. Ovvio che farebbe delle cose che la maggior parte delle persone non riesce magari neanche a concepire ancora, dunque è una persona sopra le altre. E quindi può esistere un'altra vita nell'universo, cioè siamo soli o possono esistere anche gli extraterrestri? Devono esistere, cioè non esiste perché non esiste che non esistano gli extraterrestri, cioè sarebbe troppo spazio inutilizzato, sprecato, cioè poi è impossibile pensare per l'uomo di essere unici. Chiaro che poi magari a livello fisico uno dice vabbè, noi siamo come se fossimo delle frequenze, i colori sono frequenze, il fatto che abbiamo il contatto con degli oggetti comunque è dovuto al fatto di attrazione o repulsione. Magari ci esistono anche delle altre forme di vita che vivono qua con noi, però noi siamo soltanto un sistema che vede determinate cose e sente determinate cose. Dunque, allora cerchiamo di andare avanti. Vedo che hai le idee chiare tu. Ma sotto il tuo letto cosa ci abbiamo?
tanta roba, tanti ricordi, tanti CD per computer, tanti CD musicassette che... Tu sei un emotivo? Sì, anche se non si direbbe, magari perché rimango molto più... cioè molto fermo, però certo che sono emotivo, l'emotività spinge a fare le cose. Quindi un tecnico non lo potrebbe mai fare? No, certo che può fare. Vedete perché l'ho visto. è stato quasi strappato un braccio a una persona che stava passando davanti alla telecamera. Beh, il tecnico deve avere le idee chiare, poi le conoscenze non si potrà mai pensare, laureati, diplomati, solo con la terza media di essere arrivati a un determinato traguardo. Cioè uno può essere un diplomato, però prendersi determinate cose, studiarle e poter poi applicare e dunque fare bene il proprio lavoro, come magari un laureato, al contrario, può aver studiato un sacco, però poi arrivi al punto in cui devi fare determinate cose, non hai la preparazione, devi comunque studiare. Qual è il brano che adesso stiamo per ascoltare? Adesso stiamo per ascoltare un brano di Sting, Fields of Gold. Quindi per far vedere un po' la tua voce come si muove in qualsiasi... Panorami anche magari stranieri, insomma, in inglese. Non è giusto che sia così. Vai Edoardo. Grazie. You remember me when the west wind moved upon the fields of barley. You forget the sun in this yellow sky as we walk in fields of gold. Sushi talking love far against away upon the fields of barley. In his arms she fell as her hair came down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of barley? Well, forget the sun in this yellow sky as we light them fields of gold. See the west wind move like a lava soul upon the fields of barley. Feel her body rise when you kiss her mouth among the fields of gold. I never met a promise as likely, and then I've been something I've broken by a swear in the days things are left when we walk in fields of gold, when we walk in fields of gold. Many years have passed, seen those summer days among the fields of barley. See the children run as the sun goes down among the fields of gold. You remember me when the west wind moves upon the fields of barley. You can tell the sun in this yellow sky when we walk in fields of gold, when we walk in fields of gold, when we walk in fields of gold.
can do that. Tu hai già bevuto un Cuba Libre prima di venire qua? No, capita di bere ovviamente, ma Cosa bevi tu di solito? vabbè, mi piace molto la birra, faccio anche produco ogni tanto birra per conto mio, dunque. Ma tu che fai? Tu fai tecniche, poi produci la birra, suona la chitarra e canti, e fai, cioè, ma io voglio dire, poi dicono che gli extraterrestri non esistono, secondo me da quando esistono gli extraterrestri? Perché in realtà noi è come se lo stessimo diventando, no? Beh, vabbè. Oggi camminiamo con l'iPhone, con un dito digitiamo con l'altro, addirittura hanno fatto l'auricolare, ascolti la musica, con la macchina guidi col gomito, cioè addirittura hanno fatto lo specchio, cioè che per poter digitare, per scrivere, si vede sotto, non so se l'avete visto. Sì, ho visto che ci sono i pannelli nuovi. Vi rendete conto? Cioè uno digita così col dito e per non inciampare la telecamera si attiva e quindi si vede il pavimento, quello che state percorrendo, insomma, roba da pazzi. E poi dicono gli extraterrestri non esistono, per carità. Io ho visto anche una partita in 3D da poco ed ero così. Cioè ne sono rimasto scioccato, sconvolto. Guardate che una partita in 3D, già in HD è bellissima, per carità, in 3D, cioè è una cosa impressionante. Dici che ogni 10 minuti devi stoppare perché sennò ti vengono mal di testa, quindi è ovvio che me la preferisco guardare normalmente, perché non è che posso fare adesso mi fermo un attimo, se no meno male che la partita va avanti intanto. No. Lasciamo avanzare le cose con calma. Quando una partita in 3D si potrà vedere senza occhiali, senza mal di testa, La penso anch'io. esatto, allora forse probabilmente la vedremo. Però è stato un piacere conoscerti, ti auguro ogni bene, ogni fortuna, e ti lasciamo con il brano dei Queen. E noi invece, amici da casa, vi salutiamo e continuate a seguirci, che ci fa solo onore e piacere. Arrivederci e grazie. Edoardo Viola. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Anyway the wind blows doesn't really matter to me. Mama just kill a man, put a gun against his head, pull my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I got it all the old way. Mama, did you mean to make you cry? If I'm not back again this time tomorrow, carry on, carry on. Is this nothing really matters? Too late, my time has come. Sends shiver down my spine, my body's aching all the time. Goodbye, everybody, I got to go. Gotta leave me all behind, the face the truth. Mama, I don't wanna die. And sometimes wish I never be born at all. And nothing really matters. Anyone can see. And nothing really matters. Nothing really matters to me.
scappare, se ti colgo di sorpresa con le buste della spesa ti potresti accapottare. E son contento solo se guardo sempre